L'Austria. Una destinazione incantevole che offre una vasta gamma di attrazioni. Dai palazzi imperiali di Vienna ai paesaggi montani di Tirol. In questo video vi guideremo attraverso i 10 luoghi più belli e imperdibili di questa nazione. Scopriremo insieme la bellezza e la ricchezza culturale che queste destinazioni offrono ai turisti. Cominciamo il nostro viaggio con Vienna, la capitale dell'Austria e una delle città più affascinanti d'Europa. Storia, eleganza architettonica e un'incredibile eredità musicale la rendono una destinazione eccellente, che non delude mai le aspettative. Questa città imperiale ha molto da offrire in termini di attrazioni culturali. Il Palazzo di Schönbrunn, con i suoi giardini lussureggianti e i sontuosi interni, è un luogo da non perdere. Potrai passeggiare per i suoi meravigliosi giardini e immergerti nella storia della dinastia degli Asburgo. Goditi un concerto all'Opera di Vienna, uno dei teatri più prestigiosi del mondo. Qui potrai ascoltare alcuni dei migliori musicisti e cantanti lirici del mondo. La cultura musicale di Vienna è così importante che è stata inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Continuando il nostro viaggio, raggiungiamo Salisburgo, la città natale del compositore Amadeus Mozart. Questa affascinante città è incastonata tra le Alpi e vanta un centro storico patrimonio dell'umanità UNESCO. Salisburgo è famosa per i suoi tesori architettonici, come il Palazzo di Mirabel con la sua splendida sala di marmo, perfetto per una passeggiata romantica. La città è anche famosa per la cattedrale, uno dei principali esempi di architettura barocca in Austria. Se sei un fan dei The Sound of Music, non puoi perderti la visita alle location del film, come la Villa dei Von Trapp o la Piazza della Cattedrale, dove sono state girate alcune scene memorabili. Innsbruck. È una città unica situata nel cuore delle Alpi, ed è uno dei gioielli dell'Austria. Con il suo maestoso panorama montuoso, è un paradiso per gli amanti della natura e degli sport invernali. La città offre numerose attrazioni culturali, come il famoso Tettuccio d'Oro, un antico tetto decorato con mosaici dorati che si trova nel centro storico. Il Palazzo Imperiale e la Cattedrale di San Giacomo sono altre tappe imperdibili per gli amanti dell'arte e dell'architettura. Innsbruck è anche famosa per le sue opportunità di praticare sport all'aria aperta. Durante l'inverno, la regione circostante offre numerose piste da sci. Durante l'estate, invece, si può fare trekking, mountain bike e arrampicata sulle vette circostanti. Continuando, Hallstatt è una perla incastonata tra le Alpi e le acque del lago omonimo. Questo villaggio fiabesco è famoso per le sue case caratteristiche, le montagne imponenti e le tradizioni secolari. Camminare per le strette stradine del centro storico è come fare un salto nel passato. Le case in legno, i balconi fioriti e la posizione romantica sulle rive del lago creano un'atmosfera meravigliosa. Il luogo è così affascinante che una replica esatta del villaggio è stata costruita in Cina.
anche possibile salire sulla funivia per godersi la vista panoramica sul lago e sulle montagne. Graz, invece, è una città unica, dove storia e modernità si fondono per creare un ambiente affascinante e vivace. Il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e offre un caratteristico labirinto di stradine in pietra, edifici storici e piazze vivaci. La torre dell'orologio e il mausoleo di Ferdinando II sono solo alcune delle attrazioni storiche che caratterizzano Graz. La cattedrale, con la sua facciata gotica e gli interni sontuosi, è anch'esso un luogo di grande interesse artistico e religioso. Graz è anche una città moderna e vivace, con una vibrante scena artistica e culturale. La città è sede di numerosi eventi, festival, mostre d'arte e spettacoli, che attirano visitatori da tutto il mondo. Spostiamoci ora nella Valle del Vacao. Una delle gemme nascoste dell'Austria, un vero paradiso per gli amanti della natura e della storia. Questa regione si estende lungo il corso del Danubio e incanta con i suoi terrazzamenti coltivati a vite, che producono alcuni dei vini più pregiati del paese. I panorami magici dei vigneti che si riflettono nel fiume sono una gioia per gli occhi. La valle è anche famosa per i suoi castelli medievali e le rovine che si ergono sulle colline circostanti. Tra le principali attrazioni, spicca il castello di Dürnstein, dove si narra che il re Riccardo Cuor di Leone sia stato tenuto prigioniero durante le crociate. Salzkammergut è una regione spettacolare che abbraccia un gran numero di laghi circondati da verdi colline e maestose montagne. Questo paradiso lacustre è un vero rifugio per chi cerca pace e tranquillità lontano dalla frenesia della vita quotidiana. I laghi Traunze, Wolfgangsee e Alstattersee sono tra i più belli della regione e offrono l'opportunità di praticare sport acquatici, oppure semplicemente di rilassarsi sulla riva e godersi lo spettacolo della natura circostante. La regione di Tirol è una terra magica, dominata dalle maestose vette delle Alpi che offrono paesaggi spettacolari in ogni stagione dell'anno. In inverno, Tirol diventa un paradiso per gli appassionati degli sport invernali, con numerose località sciistiche di fama mondiale. Ma Tirol offre molto di più della semplice avventura all'aria aperta. La regione vanta una cultura ricca di tradizioni e costumi tipici, che vengono ancora celebrati attraverso feste locali e eventi culturali. I villaggi, con le loro tipiche case in legno decorate con fiori, aggiungono un tocco di autenticità a questo affascinante angolo dell'Austria. Kitzbühel, invece, è una delle località sciistiche più prestigiose e celebri al mondo, situata anch'essa nella regione di Tirol. Questa elegante cittadina è frequentata da celebrità e appassionati di sport invernali provenienti da tutto il mondo, ed è rinomata per la sua atmosfera sofisticata e le sue piste impeccabili. Durante l'inverno, Kitzbühel offre oltre 200 km di piste perfettamente preparate e una vasta scelta di impianti di risalita. Durante l'estate, la cittadina offre una serie di attività all'aria aperta, come escursioni, mountain bike e golf. Inoltre, il centro storico è un luogo perfetto per passeggiare tra le antiche strade e ammirare gli edifici tradizionali che testimoniano la ricca storia della zona. Per concludere il nostro viaggio, ci dirigiamo verso Melk, un tesoro culturale situato sulle rive del Danubio. Questo villaggio è noto principalmente per il suo maestoso monastero benedettino,
uno dei capolavori architettonici barocchi dell'Austria. Il monastero è una costruzione imponente, con la sua facciata e le torri slanciate che si stagliano contro il cielo. All'interno, custodisce una ricca collezione di opere d'arte, antichi manoscritti e una preziosa biblioteca. Inoltre, il monastero offre anche una vista panoramica incredibile sulla valle del Danubio, che si estende per chilometri e incanta con il suo paesaggio lussureggiante e rigoglioso. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante.